La centrale elettrica di Portovesme, attualmente la più grande d'Italia. 500.000 kW di potenza che potranno dare oltre 3 miliardi di kilowattora all'anno, utilizzando ogni anno oltre 1.600.000 tonnellate di quel carbone che si estende fino al sottosuolo della stessa centrale. Le armature si sviluppano e creano suggestioni, scorci e volumi di sapore avveniristico. Tutto d'altronde qui si colora d'avvenire. E dovunque l'intelligenza dell'uomo ha meglio risolto i tanti problemi tecnici connessi con la progettazione e costruzione della centrale, lì è stata sollecitata la collaborazione, sicché a Portovesme, il giorno prossimo dell'inaugurazione, ben 13 bandiere potranno sventolare, unendo le loro fiamme di colore nel simbolo di una fraternità molto più avanti nel campo della tecnica che in quello politico. Lo sguardo all'avvenire, costante nella realizzazione di quest'opera, ha portato a predisporre piani di ampliamento di grande respiro, nonché ad adottare, in alcuni settori, soluzioni tanto nuove da apparire a mentalità tradizionali ardite o addirittura azzardate. Ma la Sardegna non può più andare a carbone. Il buono, l'umile, il generoso carbone, tanto spesso bistrattato da chi dimentica che proprio da lui partì la civiltà industriale. Sono necessari metodi avanzati che garantiscano di reggere il più a lungo possibile al passo gigantesco del progresso. Non si vedranno più quindi i cumuli di rifiuti di laveria, montagnole punteggiate da fili di fumo altissimi e tenaci, che sorgendo così senza fuoco dal suolo, evocano terre destinate ad oracoli e a misteri. Per qualche romanticheria in meno, una grande utilità in più. Quel fumo indica infatti che una notevole percentuale di carbone, pur lavato mediante costosi sistemi, resta imprigionato ai rifiuti. Qui invece tutto viene bruciato direttamente, senza peso di trasporti e senza lavaggio, costi onerosi, che unitamente alla perdita di combustibile lasciato fumare al sole, fanno salire a 100 quel carbone che a bocca di miniera costa all'incirca la metà. Da Portovesme una potenza di miliardi di kilowattora all'anno, articolata all'intero sistema distributivo dell'isola, pronta e disponibile mediante un anello a 220.000 volt. L'energia del sottosuolo del Sulcis si spanderà su tutta l'isola ed alimenterà i progettati centri di sviluppo industriale. Infine, a mezzo di un elettrodotto in corrente continua, che sarà interconnesso nei due sensi con la rete nazionale, l'intero sistema avrà assicurata la riserva pronta di potenza e la necessaria possibilità di regolazione di frequenza. Se essere partecipi di una realtà economica significa elementarmente dare e avere, la Sardegna, con il suo poter dare energia alla rete nazionale e contemporaneamente con il poterla ricevere, potrà veramente superare l'ultimo isolamento, grazie ad una forza che si sprigiona dal suo sottosuolo. Ma com'è a vederla da presso questa zona della Sardegna? Il fiume della vita, composto, puntiglioso e buono, pare abbia un moto lento e solenne, sino al solicello della vecchiaia. Eppure i giovani sfrenano per le strade la loro ricchezza e si impegnano in mestieri moderni con le virtù antiche di millenni. Altissime ciminiere, bandiere di una moderna civiltà meccanica, contrappuntano i paesi che guardano la felicità del Mediterraneo aperto. Le donne, belle come sempre, s'affrancano per una nuova aria pulita. E i bambini, uguali a quelli di tutto il mondo, come quelli gioia, come quelli puledri, come quelli erba tenerissima e verde che si farà grano sotto il libero sole. Un sole che imbionda le spighe e luccica il carbone. Questo grosso personaggio sempre presente in scena nella vicenda del Sulcis. Per lui ancora e per poco, quotidianamente, scendono a contare le centinaia di metri nei pozzi i minatori ed hanno lo sguardo pensosamente rivolto in su, al paradiso che è su e che attende chiunque se lo può meritare, conoscendo, comprendendo e amando
natura e uomini di questa terra.